Al via in Sicilia, in vista delle prossime elezioni amministrative, verso la costituzione di un grande centro, di un patto federativo tra Italia Viva, UDC, Cantiere Popolare e Idea Sicilia. Un nuovo confronto infatti tra le varie componenti partitiche e movimenti che hanno presentato pochi mesi addietro una carta dei valori che si richiama ai principi del popolarismo europeo. Presto sarà fissata la data per la sottoscrizione del patto federativo, cui parteciperanno gli organi e dirigenti dei partiti e dei movimenti aderenti. Ad affermarlo in una nota Nicola D'Agostino per Italia Viva, Decio Terrana per l'UDC, Massimo Delluti di Noi per l'Italia Cantiere Popolare e Angelo Bellina di Idea Sicilia. Dall'incontro è emerso anche la necessità di una proposta politica che per essere credibile e contemporanea deve rispondere ai nuovi bisogni delle regioni meridionali e prospettare quindi soluzioni e modelli sociali dove i diritti delle famiglie, le garanzie dei cittadini, l'attenuazione delle disuguaglianze stiano a fondamento del contratto con gli elettori. Una classe dirigente di donne, uomini e giovani di qualità saranno la garanzia di un'iniziativa politica attrattiva all'insegno della moderazione ambiziosa, orgogliosa, che mette al centro del proprio impegno il dialogo con i cittadini e gli amministratori locali. Questo è il primo passo verso una proposta inclusiva, aperta ai movimenti e ai soggetti politici animati dall'ispirazione popolare europea che ne condividono scelte ideali programmatiche, pronte alle prossime sfide elettorali per le amministrative, non solo, ma anche per le prossime regionali che si svolgeranno in Sicilia. Si realizza quindi una federazione tra le forze che hanno aderito alla Carta e che dia voce unica a partiti, movimenti politici e lanci un nuovo progetto in grado di affrontare le emergenze attuali e di scommettere su un futuro sostenibile dove venga premiata la competenza e si ritorni ad essere un valore di solidarietà.